Il problema dei treni riguarda sicuramente i pendolari, riguarda i viaggiatori, riguarda i turisti, ma anche le imprese, perché è chiaro che gli imprenditori che si spostano sul territorio, ma anche oltre in quella che è la cosiddetta euroregione o anche nel nord Italia, semplicemente hanno spesso bisogno di servizi efficienti, e questo è solo uno dei temi che ci porta a parlare con Giuliano Fogliani dell'Erba del Vicino. Naturalmente non è il tema principale che spinge poi le imprese venete ad andare in Carinzia. Ci sono le tasse, la burocrazia, il costo reale del lavoro, ci sono una serie di tematiche insomma diverse che spingono le imprese ad andare fuori. E mi chiedo di mettere il microfono se l'era tolto, Giuliano Fogliani. Quindi adesso c'è stato l'incontro tra il governatore Zaia e il governatore della Carinzia Kaiser. Si è detto beh, adesso è stata chiusa questa agenzia che in qualche maniera attirava gli imprenditori veneti in Carinzia, e mi chiedo, forse è stata chiusa perché ormai non serve più, perché ormai la pubblicità se l'è fatta alla Carinzia e quindi la gente già conosce bene quelli che sono i vantaggi e non occorre più fare marketing. Certo, beh, la pubblicità è stata assolutamente enorme da parte del governo carinziano nei confronti delle imprese del Veneto e di tutto il nord Italia. Comunque, forse il governo italiano ha fatto pubblicità negativa al nostro paese e questo ha fatto sì che di converso si vada poi... Certo, loro vengono ancora qui molto per il turismo, per fortuna, insomma. Una cosa importante da valutare è che le aziende comunque non vanno lì solo per insediarsi, vanno lì anche a volte per esportare, per cui ci sono possibilità insomma, di crescita in tutti i sensi. Un dato importante che va valutato rispetto dal 2011 al 2012, nel 2012 è stato un 70% in meno delle aziende non italiane, quindi estere, che sono venute a investire in Italia. Questo è un dato molto importante per capire, diciamo, la poca flessibilità del nostro paese in questo momento a livello di imprese e di famiglie. Quindi dovremo capire se dopo le ferie questo governo ha la voglia di pensare veramente alle nostre imprese e alle nostre famiglie. C'è un dato anche quello del costo del lavoro, perché in Austria non è che i lavoratori prendano di meno in busta paga, non è che abbiano un trattamento peggiore, non c'è il dumping che magari si può fare col Far East. No? Il costo contributivo di ogni dipendente è uguale a quello dell'Italia. Cioè l'operaio sta almeno come in Italia, forse anche meglio. Sì, può darsi stia meglio magari per una serie di agevolazioni, però il costo per le aziende, diciamo a livello contributivo, è come quello italiano. Ci sono dei vantaggi a livello fiscale dove un'azienda paga solo, esclusivamente, il 25% di tasse sul fatturato annuo. E poi ci sono imprenditori, ce n'è uno per esempio nel Vicentino che ha detto ma insomma io sono andato lì proprio in pochi giorni sono riuscito a sbrigare tutte le pratiche e sono riuscito a insediarmi, mentre qui invece aspetto anni. Qui si aspettano anni e ci vogliono 7 kg di documentazioni per ampliare anche un capannone, chi ne avesse la necessità. Lì la cosa è completamente diversa a detta di chi sta andando lì e sta decidendo di trasferirsi, ne conosco parecchi.